Bene, cominciamo da questa ideale staffetta. Ho a fianco a me il mister della lotteristica scandalinese, Valeria Calia. Per staffetta intendo, l'anno scorso allenavo io questa squadra, quest'anno Valeria. Cominciamo da qua, Valeria. Questa stagione fino a questo momento come procede? Beh, la stagione sta procedendo bene. Oggi penso che abbiamo dato l'anima, abbiamo giocato davvero bene. Ho visto una squadra girare, in settimana ci siamo allenate duramente, anche Pia è arrivata da lunedì, quindi abbiamo provato tutti gli schemi e oggi è stata la dimostrazione che non abbiamo paura di nessuno, quindi affrontiamo ogni squadra con la testa, con la grinta e niente. Sì, effettivamente è la prima volta che questa squadra non crolla. Dopo il 2-0 del Matera, se avesse più o meno continuato i canoni abituali di questa formazione, c'era il rischio di vedere un po' un crollo. Invece, senza farsi prendere troppo dalla tensione, dalla voglia di straffare, si è ricucito a poco la situazione. Sicuramente una delle partite più importanti giocate da questa squadra è proprio al cospetto del Roller Matera, che come detto è pluricampione d'Italia. In settimana si era detto che la cosa più importante era trovare la giusta personalità che permettesse poi di far bene in futuro, cioè, la dico in maniera semplice, cominciare a crederci. Esatto, sì. In settimana abbiamo cercato in tutti i modi di usare la testa e di provare tutto. Effettivamente questo è un inizio, alla fine il Matera è una squadra davvero forte, ha vinto tutto, Supercoppa, Coppa Italia, punta a vincere lo scudetto, ma sicuramente noi non ci arrendiamo. Perfetto, adesso ci sarà la partita importantissima con il Valdagno, ma quello che conta è, rispetto ai giorni che mancano per le finali, continuare la consapevolezza dei propri mezzi. Sì, assolutamente. Fra 2 settimane abbiamo il Valdagno, che è un'altra partita molto importante per noi, però dopo abbiamo uno stop per continuare comunque a lavorare di un mese e mezzo, e noi lavoreremo tutti i giorni sodo per arrivare alla finale preparate. Complimenti e grazie, Valeria. Grazie mille.